Questa è la Serie B-Win. Verona e Reggina sotto i riflettori del Bentegodi per l'anticipo della terza giornata del campionato Serie B-Win. Due realtà forse le più rappresentative e nobili, ma già chiamate a dare risposte visto l'avvio non certo entusiasmante. Padroni di casa fermi a 2 pareggi in questo avvio, calabresi invece con la zavorra dei 3 punti di penalizzazione. Mandolini deve ridisegnare il centrocampo privo dei nazionali Alfredson e Bacinovic, con Giorginio e Martigno davanti Cacia, Gomez e Rivas. Per la Regina di Dionigi, sempre più plasmata sui giovani, confermato il 3-4-3 con Ceravolo, Comi e Fischnaller. Parte subito forte però il Verona in contropiede con Cacia che supera Baiocco, il salvataggio di Rizzato, ma sulla stessa azione la dormita colossale ancora di Baiocco. Rivas accomoda il pallone all'Aner e Verona in vantaggio al 9° minuto. Verona 1, Reggina 0. Incredibile ingenuità del portiere che cerca prima di addomesticare in aria il pallone, poi combina un pasticcio e Simon Lanner, tornato a Verona dopo 5 anni, non poteva non sfruttare questa grandissima occasione ed è il cartellino timbrato proprio dal giocatore di Bolzano. Un buon ritmo di gara quello degli uomini di Mandolini, ma prova il break la Regina sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Freddi prova a deviare in porta, buona l'idea, coefficiente di difficoltà troppo alto. Regina che ha subito il gol ma non rinuncia a giocare al 22esimo. Rizzo prova dalla distanza, tentativo velleitario il suo al 30esimo, primo vero spauracchio però per Rafael, quello di Barilla, grandissimo il suo sinistro, calcia bene, sfortunato però non trova la palla. Al termine del primo tempo lo stacco di Bari, finisce alto il tentativo dell'ex Taranto, finisce anche il primo tempo, vantaggio del Verona ma partita ancora aperta. Si riparte con il Verona a tutto gas, colleziona 3 azioni in 3 minuti pericolose. Al 47esimo Cacia, pallone che rimbalza un po' troppo, Verona però vicino al 2-0. Al 48esimo Rivas spinge forte il Verona, bella la parata dell'estremo difensore della Regina. Al 49esimo Cacia, il sinistro, ad un passo dal suo primo gol con la maglia del Verona. Incredibile sequenza di azioni, 3 in 3 minuti. Non suona la sveglia per i Granata che subiscono anzi il 2-0, atterrato Cacia, il fallo commesso da Di Bari. Nessuna esitazione per il signor Irrati che vede il rigore sul dischetto. Ci va Juanito Gomez, la freddezza dell'argentino di Santa Fe. 2-0, una seria ipoteca su questa gara. Juanito Gomez già in gol su calcio di rigore con lo Spezia, doppietta personale la sua. Vediamo il calcio di rigore, il tiro ed è il gol. Aveva intuito l'estremo difensore della Regina. All'80esimo la soluzione di Bari, non trova il gol il giocatore. Il ritmo imposto però dalla Regina è ben lontano da quello che servirebbe per pareggiare i conti. All'88esimo sul finire esce Cacia, passerella per Valeri Bojinov, esordio con la maglia del Verona per l'ex giocatore del Lecce e sui suoi piedi l'ultima azione di questa partita e di questo 2-0, arrivato in una cornice che sa già di festa. Verona che conferma la sua tradizione con la Regina e sono 5 ora i punti per gli uomini di Mandolini. Per la Regina tutto da rifare.